Ben ritrovati ai nostri ascoltatori, io sono Ketty Redia, questa è Delta Radio, con noi oggi abbiamo il presidente del Galla Adige Giustiliano Bellini e la direttrice del Galla Adige Claudia Rizzi. Buongiorno. Buongiorno Ketty. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Non è la prima volta che ci incontriamo, questo è un appuntamento oramai fisso con il Galadige che, lo raccontiamo, è un ente che eroga bandi, eroga fondi con obiettivi speciali e che è un ente che è importante per il territorio perché grazie a queste opportunità molti enti pubblici, ma anche in qualche caso imprese private, possono accedere a delle risorse che sono importanti anche per lo sviluppo del territorio. Dottoressa Claudia Rizzi, giusto per dare un flash di quello che discuteremo oggi con i nostri ascoltatori. Siete qui per parlare appunto di nuove opportunità. Sì, sia i bandi che sono in uscita e racconteremo anche in maniera estremamente sintetica quello che è stato fatto, diamo conto anche di quello che è stato fatto durante il primo anno di attività, quindi nel 2024, che ha già visto impegnati diversi soldi e finanziati diverse imprese. E poi racconteremo, parleremo dei 2 bandi che sono in uscita, il 18 aprile sul BURV e che verranno poi spiegati il 10 aprile. Bene, Presidente, le chiedo un flash prima di ridare la linea alla regia, poi approfondiremo tutti questi argomenti. Siete soddisfatti di come sta andando il lavoro del GAL? Sì, siamo molto soddisfatti. Abbiamo già impegnato la maggior parte delle risorse che abbiamo a disposizione in questa programmazione 2023-2027 e quindi sì, la risposta è stata ottima, non è Non finita, è come finita. diceva prima la dottoressa Rizzi, la direttrice, prossimamente saranno in uscita ulteriori bandi che daremo ulteriori risorse alle imprese e per le nuove attività. Io vi consiglio di stare molto attenti perché magari c'è qualche argomento che può essere interessante, qualche opportunità da cogliere anche per voi cari ascoltatori. Do la linea alla regia e poi torniamo con il nostro appuntamento con il Galadige. Ben ritrovati, ben ritornati nella redazione della Voce di Rovigo, negli studi di Delta Radio. Siamo con il Galadige, con il presidente Bellini e la direttrice Rizzi. Parliamo di bandi, ma vorrei introdurre questo nostro appuntamento spiegando un po', presidente Bellini, che cos'è il Galadige per chi magari è all'ascolto e non lo sa. Sì, grazie di questa opportunità. È sempre giusto ricordare, È no, vero. del GAL, perché noi dell'ambiente facciamo presto a dire pronunciare la parola GAL, no? Ma la GAL è un acronimo, no, che sta a indicare Gruppo di Azione Locale. È un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, che è stata riconosciuta dalla Regione Veneto ed è formata da un partenariato misto di partecipazione pubblica e privata ed è composta da 29 soci, 20 pubblici e 9 privati. Cosa fanno i GAL? Utilizzano i fondi comunitari del FEARS, che è il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che grazie a questi fondi si occupa di migliorare quelle che sono le condizioni di vita nei territori rurali, gestendo appunto questi fondi attraverso l'emanazione di questi bandi pubblici, rivolti soprattutto a imprenditori sia extra-agricoli che agricoli, enti pubblici e anche soggetti, le persone fisiche. Sì. È importante sottolineare l'ambito territoriale del Galadige. L'ambito territoriale del Galadige è compreso nel territorio polesano tra l'Adige e il Canal Bianco e all'interno di questo ci sono 17 comuni. Magari invito gli ascoltatori di entrare nel nostro sito e così possono vedere Per individuare il territorio. in dettaglio il territorio e gli enti, perché solo i residenti e le imprese che sono appunto residenti in questo territorio possono accedere a questi contributi. O gli enti che ne fanno parte. Esatto. E questi contributi hanno diverse aliquote, intendiamo che sono sempre contributi a fondo perduto, no? Si va da un 40% per passare a un 50% per certe tipologie di bando, oppure se il beneficiario è un giovane,
soprattutto in agricoltura, i giovani che presentano domande al GAL attraverso il bando agricolo, se sono inferiori ai 40 anni hanno un contributo maggiore al 50%, fino ad arrivare al 100% per gli enti pubblici. Ecco, quello che mi preme sottolineare è come si arriva alla formulazione di questi bandi. La funzione di questi bandi, di questi progetti, arriva attraverso appunto diversi incontri che vengono fatti sul territorio. Si va a raccogliere quelle che sono le esigenze del territorio. E io ho sempre detto che per come fa programmazione il GAL sarebbe da portare come esempio per come appunto viene fatta la programmazione del territorio. Stop, voi vi siete occupati appunto della stesura del programma di sviluppo locale di Infability, giovani, ambiente e lavoro, che io farei vedere perché c'è qui un opuscolo che voi potete anche consultare se andate nella sede del GAL del GAL Adige. Quindi dottoressa Rizzi, a che punto è adesso il programma locale che si riferisce al periodo tra il 2023 e il 2027, quindi siamo nel pieno del lavoro. Sì, come dicevo prima, il 24 è stato un mese intenso, sono stati pubblicati 6 bandi, di cui 4 con istruttoria conclusa, altri 2 invece sono ancora in fase di istruttoria. Da questi bandi abbiamo creato 11 nuove imprese, abbiamo finanziato 5 piccole e medie imprese e 16 agricoltori, quindi già un buon risultato come numeri. Come cifre sono stati concessi più di 1 milione e sono stati impegnati più di 3 milioni, quindi il lavoro è stato intenso, insomma. Ecco, abbiamo parlato del 2024, l'ultima domanda che le faccio prima dello stacco che noi diamo anche per dare spazio alla musica. Presidente, le chiedo invece qual è la novità per il 2025. Sì, c'è una vera novità per il 2025, che poi è una novità proprio nel precedente programmazione non si parlava di questo. Questa è una novità, cioè è una nuova strategia del leader, informazione per la fruibilità dei territori rurali, il simbolo ISL 05. Allora, soprattutto il programmazione 2023-2027 e il bando che è uscito, l'ISL 04 rivolto agli enti, si basava sul attivare o implementare nuovi servizi. Questo nuovo bando fa sì che gli enti possono promuovere questi servizi, hanno la possibilità attraverso questo bando avere risorse per riuscire a promuovere per i prossimi 2 anni i propri servizi con diversi modi di comunicazione, dai giornali ai video, alle brochure, convegni, appunto per far conoscere i servizi che propongono sul loro territorio e per cercare di limitare o ridurre quel fenomeno che è lo spopolamento, soprattutto dei nostri territori. Questo è il grande dramma di tutta Italia, diciamo, di tutti i paesi, ma in Polesine lo stiamo vivendo. Adesso ci dobbiamo occupare, quindi vogliamo agire per arginarlo. Io vi ringrazio, diamo spazio alla pubblicità e poi un po' di musica e poi torniamo con il GAL Adige. E ben ritrovati i nostri ascoltatori, siamo con il presidente Bellini e la direttrice Rizzi del GAL Adige per parlare dei bandi, delle opportunità che riguardano appunto il territorio dei 17 comuni che fanno parte del GAL Adige. Sono occasioni importanti, come abbiamo detto è importante anche la comunicazione. Che cosa succederà, Presidente, il 10 aprile? Sì, il 10 aprile avremo questo incontro dove verrà appunto introdotto quello che è lo sviluppo locale 2023-2027, l'Infability,
che tra l'altro l'acronimo GAL l'abbiamo anche declinato, oltre a essere gruppo d'azione locale, in giovani, ambiente e lavoro. E lavoro. In questa occasione verranno dettagliati e descritti quelli che sono i bandi che saranno poi pubblicati sul prossimo BURV regionale il 18 aprile, e anche con esse anche le modalità per presentare la domanda d'aiuto. Quindi è un'occasione importante per chi volesse essere interessato a partecipare a questi bandi, e anche per conoscere come presentare la domanda e avere eventuali risposte su dubbi. Quindi una data, il 10 aprile, a cui invitiamo a essere presenti, soprattutto se giovani, no, se interessati a fare impresa e soprattutto a sostenere questo territorio così bello che è il Polesine. Di che bandi si tratta, giusto per dare qualche anticipazione? Sì, sono 2 bandi che abbiamo già pubblicato lo scorso anno. Il primo si chiama ISL 02 e si rivolge proprio finanzia l'avviamento di nuove attività. Quindi può partecipare o una persona fisica o una piccola e media impresa che è iscritta in Camera di Commercio da meno di 6 mesi, e ai beneficiari viene dato un contributo forfettario di 12.000 euro per utilizzarli come ritengono più opportuno per la loro nuova attività, quindi da una caparra per l'affitto ad attrezzature, arredi, a seconda di quello di cui hanno bisogno. Uno deve garantire la continuità dell'attività per almeno 3 anni e iscriversi a uno dei codici Ateco riportati all'allegato del bando. Sono attività non necessariamente agricole, No, giusto? no, proprio extra agricole, proprio non l'agricoltura in questi Questo bando? bandi non c'entra. Così come non c'entra anche nella ISL 03, che è l'altro bando che viene pubblicato, che si rivolge a partita IVA del settore del commercio, dell'artigianato o dei servizi. In questo caso, ai beneficiari viene dato un contributo del 50% a fondo perduto, quindi per, esemplificare, su una spesa concessa di 100.000 euro, uno riceve 50.000 euro a fondo perduto. Mh-mh. Quindi deve rendicontare e utilizzare solo di tasca propria i rimanenti 50.000 euro. E cosa si può fare? Può fare o delle migliorie strutturali all'edificio dell'azienda, o acquistare macchinari, attrezzature o siti web, eccetera. Anche in questo caso c'è un elenco di codici Ateco a cui partecipare. Una cosa, ad esempio, che le 11 nuove attività che abbiamo finanziato nel 2011, in teoria potrebbero anche partecipare a questo bando della ISL 03 per continuare l'attività e il loro Quindi finanziamento. fidelizzate in un certo senso, Sì, chi, ha già partecipato e lo ha fatto magari con successo. Mi sembra che siano fondi che invitano tanto a investire, no, nelle proprie attività, a migliorarle, a renderle più efficienti, più a svilupparle. certo. Invece l'incontro del 10 aprile, ecco, specifichiamo meglio perché non abbiamo dato un luogo, Ancora non detto. abbiamo dato dei dettagli, magari sono Sì. invece interessanti a questo punto. Infatti. Allora, l'incontro si terrà il 10 aprile, come abbiamo detto, alle 15:30 in via Badaloni presso la sala conference dell'Urban Digital Center, quindi via Badaloni numero 2. Bisogna iscriversi attraverso la piattaforma Eventbrite presente sul nostro sito. Quindi poi se uno non si è iscritto, non ha avuto occasione, non è che non Lo facciamo lasciate entrare, fuori però dalla è meglio essere iscritti perché così viene avete un poi feedback anche voi. infatti. Il vantaggio per chi parteciperà a questo incontro non è solo quello di acquisire determinate informazioni, ma anche di ottenere un attestato
che gli consentirà di ottenere del punteggio poi per quando farà la domanda d'aiuto. Durante questi incontri saranno presenti anche i funzionari di AVEPA, che è l'organo pagatore della Regione del Veneto ed è l'ente che fa poi l'istruttoria della domanda, e quindi spiegherà ai presenti come si fa a fare la domanda d'aiuto. In Ecco. maniera molto puntuale. Certo. Dunque non dimentichiamo la data del 10 aprile alle 15:30 nella sala conferenze dell'Urban Digital Center di via Badaloni 2 a Rovigo. E con questo do la linea alla regia e poi torniamo con il Galadige. Bene, cari ascoltatori, è stato un piacere stare con la direttrice del Galadige Claudia Rizzi e il presidente Giustiliano Bellini, che ci hanno parlato così puntualmente dei nuovi bandi che il Galadige mette a disposizione del territorio, in questo caso delle imprese. Giovani, lavoro e ambiente sono gli obiettivi principali, ma prima di lasciarvi, ecco, parliamo un po' del futuro. Quali sono le attività che avete in programma per i prossimi mesi? Sì, una attività nella quale crediamo molto e riteniamo molto importante, che verrà poi effettuata nel mese di maggio. La data non l'abbiamo ancora stabilita, ma Work in daremo progress. conto, sì, di tutto. Sono questi laboratori che verranno fatti sia per ragazzi che non hanno un lavoro, sia per piccole imprese. Laboratori che hanno la funzione di insegnare come predisporre un business plan, come presentarsi, e anche quali sono le opportunità dei bandi non solo offerti dal GAL, ma anche di altro tipo, insomma, proprio per aiutare e potenziare le capacità professionali del nostro territorio. Le assicuro che se non fossi così impegnata in redazione verrei io a fare uno di questi corsi, perché è veramente importante anche predisporre un progetto, predisporre un piano e farsi anche conoscere in questo modo da chi magari vuoi coinvolgere in qualsiasi modo. Dunque il mio invito ovviamente è quello di partecipare, di avvicinarsi al Galadige, questo ente che copre 17 territori nella provincia di Rovigo. Vi saluto, un ringraziamento al presidente Giustiliano Bellini e alla direttrice Claudia Rizzi. Grazie, alla Grazie ancora a prossima. voi.